Stiamo operando praticamente sui fianchi dell'incendio per tenerlo sotto controllo. Abbiamo operato tutta la mattinata con l'ausilio dell'elicottero, quindi con lanci sia sul perimetro lato sinistro che perimetro lato destro e sulla testa dell'incendio, che è il cucuzzolo più alto del monte. Ecco. Gli incendi che hanno interessato l'Alto Friuli negli ultimi giorni sono stati quasi tutti spenti. Al momento l'unico fronte che sta tenendo impegnati i vigili del fuoco, Protezione Civile, Antincendio Boschivo e Corpo Forestale Regionale è quello in corso sul monte Palavierte, sopra l'abitato di Ileggio, in comune di Tolmezzo. Per fronteggiare il fuoco, operativi gli elicotteri della Protezione Civile che dal campo base di Amaro, attraverso due enormi cassoni contenenti 6.000 litri cada uno, caricano una portata media di 600 litri per gettarli poi sul nucleo centrale delle fiamme, mentre il Canadair si serve del vicino lago dei Tre Comuni e del lago di Weissensee in Austria. Praticamente all'interno dei vasconi c'è un bagnante che favorisce la penetrazione dell'acqua nel terreno e quindi rallenta praticamente la propagazione delle fiamme. Ecco. Quante persone sono in questo momento operativi qui al campo base di Amaro? Ma attualmente siamo 4 forestali più 3 volontari della protezione civile. Negli scorsi giorni ci sono alternate molti colleghi del Corpo Forestale, delle stazioni di Tolmezzo, di Villa Santina, di Paluzza, di Paolaro, quindi c'è stata un'alternanza di personale del Corpo Forestale. Attualmente anche la funzione di DOS, ovvero direttore delle operazioni di spegnimento, è turnata, quindi adesso ci sarò io fino alle 2, dopodiché ci sarà un collega che è in arrivo dalla stazione forestale di Paluzza che mi darà il cambio.